È scattata anche a Belluno la raccolta firme per sostenere il terzo mandato di Luca Zaia in regione. La segreteria provinciale del Carroccio si è schierata senza se e senza ma perché, afferma il segretario Andrea De Bernardin, da noi più che altrove la questione territoriale ha un significato enorme e il Veneto è sempre stata la nostra roccaforte. Il suo è un chiaro segnale agli alleati. Sarebbe questa una vera dimostrazione di autonomia che anche i nostri alleati dovrebbero dare, alleati che rimarranno senza dubbio tali nelle amministrazioni che governiamo assieme, soprattutto nel governo nazionale. I territori sono un'altra cosa per il Carroccio bellunese che striglia. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi, che si è espresso sulla paternità della scelta dei candidati presidenti di regione in capo ai segretari nazionali di partito. Dichiarazioni che Andrea De Bernardin respinge al mittente. La Lega ha dimostrato di saper governare bene per molti anni con Luca Zaia in regione e in centinaia di amministrazioni provinciali e comunali e chiede che questo venga tenuto in considerazione. Al gazebo di Cavarzano sabato sono state raccolte poco meno di un centinaio di firme, da un lato per il sostegno incondizionato alle forze dell'ordine, dall'altro a favore del terzo mandato di Luca Zaia, iniziativa che proseguirà nei prossimi giorni ad Agordo, Ponte nelle Alpi, Feltre, Longarone, Sinistra Piave e Cencenighe. Sui candidati alle regionali De Bernardin per ora è cauto. I nomi usciti in questi giorni, quello di Beatrice Saviane, figlia del compianto senatore Paolo, e di Paolo Luciani, assessore a Belluno con delega al turismo, non sono ancora stati discussi dal provinciale. Idem quello del corteggiatissimo assessore regionale Giampaolo Bottacin, che Flavio Tosi vedrebbe sullo scranno più alto di Palazzo Rosso. La parola al diretto interessato. Non è mai stato nelle mie intenzioni, nelle mie ambizioni fare il sindaco di Belluno, quindi è una cosa a cui minimamente ci penso e a cui non ho mai pensato.